Oggi parliamo delle marche, i cosiddetti brand, ed è da qui che deriva il nome branding. Sì, è un altro video di marketing, sì, mi sono tagliato i capelli e sì, anche questa settimana per il rotto della cuffia sono riuscito a fare 3 video. Le strategie di branding sono tutto ciò che riguarda la creazione e la gestione dei marchi di una determinata impresa. Possono essere ad esempio loghi, disegni, cose del genere. Si può dire che il logo Vets Economy che vedete qui dietro il mio computer sia il mio marchio. Il branding è un qualcosa di fondamentale per un'impresa per svariati motivi, tantissimi motivi, ma il primo tra tutti è che ti rende riconoscibile agli occhi dell'utente finale. Immaginate solo per un momento di entrare dentro un negozio e trovare gli scaffali senza marche. Avreste davanti tantissimi prodotti molto simili tra di loro e non sapreste scegliere quale prendere. Il fatto che esistano le marche, soprattutto quelle note, ci consente di avere una mappa mentale in testa. Ad esempio, se io sto cercando degli spaghetti, potrei avere Barilla, Voiello, De Cecco, eccetera. Poi sono celiaco, quindi non le so tutte le marche degli spaghetti perché quella che mangio io so Barilla e ho tante marche che voi non conoscete. Se cerco del tonno c'è Asdomar, Riomare, ce ne sono veramente tanti. Questo video ovviamente non è sponsorizzato da questi marchi. E il punto è proprio qui, perché io distinguo i prodotti in base al nome. Molto difficilmente passo da un prodotto all'omologo di un'altra marca rendendomi realmente conto di quello che cambia. Quello che faccio invece è ricordare le esperienze positive o negative che ho avuto con un determinato marchio ed estendere quelle esperienze a tutti i prodotti di quel marchio. E questa roba è potentissima. La marca parla per il prodotto stesso. È ovvio che dopo l'acquisto, quando andrai a provare il prodotto, potrai avere un'esperienza più o meno positiva, ma prima dell'acquisto ti affidi completamente alla marca. È come se si creasse una sorta di pregiudizio, sia esso positivo o negativo, per il quale operiamo la nostra scelta. E badate bene che più è di poco conto il prodotto e maggiore è la nostra tendenza a lasciarci andare, a assecondare completamente il nostro pregiudizio e quindi comprare in base alla marca. Tutto questo non si applica solamente ai prodotti, attenzione. Facciamo un esempio. C'è uno youtuber che non vi piace, qui su YouTube fa dei gameplay e proprio non lo potete sopportare mentre fa gameplay. Di punto in bianco si mette a fare divulgazione scientifica riguardo la fisica. Sto inventando tutto completamente di sana pianta al momento. Ora, voi sarete molto più frenati dal guardare questi video di divulgazione scientifica sulla fisica, nonostante vi piaccia molto la fisica e vorreste guardare quei video, per il semplice motivo che avete fatto l'associazione mentale, quindi avete un pregiudizio negativo tra quello youtuber e qualcosa che non vi piace. Avete nella vostra mente l'idea che quella persona faccia gameplay che non vi piacciono e quindi non vorrete andare a guardare i contenuti diversi che propone nonostante l'argomento vi piaccia. E attenzione perché può valere anche l'opposto. Nel momento in cui adorate uno youtuber che fa gameplay solitamente e quello stesso youtuber si cala in politica, ad esempio, nonostante a voi non piaccia particolarmente la politica, continuerete a seguire quella persona perché avete l'associazione mentale che ciò che fa lui vi piace. Questa consapevolezza è molto rilevante per quanto riguarda le imprese, soprattutto per costruire le strategie di branding, appunto. Attenzione che ce ne sono tantissime, si devono prendere tantissime decisioni per fare una strategia di branding. In questo video vedremo le primissime che si prendono. In particolare affronteremo 3 strategie principali: monomarca, multimarca e marca commerciale. Prima di iniziare con la prima strategia, tenete sempre a mente quello che vi ho detto fino ad adesso, perché sarà la chiave di lettura fondamentale per capire tutto il resto. La strategia monomarca implica che un'impresa apponga un solo marchio su tutti i suoi prodotti. Facciamo un esempio banale. Samsung è molto nota per i suoi telefoni, tuttavia c'è il marchio Samsung anche su delle TV, su degli elettrodomestici, eccetera, eccetera. Non tutte le imprese però adottano la strategia monomarca e questo perché ha dei pregi ma anche dei difetti e andiamo a vedere entrambi. Il pregio principale è sicuramente il fatto che tu possa trasferire il pregiudizio positivo che hai creato nei tuoi clienti riguardo un prodotto a tutta quanta l'altra gamma di prodotti che produci. In questo senso, se Samsung si è creato un marchio vincente e quindi dei pregiudizi positivi nelle teste delle persone per quanto riguarda i telefoni, una persona che ha un telefono Samsung ed è molto soddisfatto, se entra in un negozio e vuole comprare dei televisori e non conosce nessuna marca oltre a Samsung,
guarderà le altre marche, ma saprà benissimo di potersi fidare della marca Samsung. Si trasferisce ad un altro prodotto l'autorità che si è guadagnato il marchio Samsung nel tempo grazie ad un certo tipo di prodotti diversi da quello che si sta andando a comprare. Si pensa direttamente che quella TV sia di buona qualità solo perché Samsung. Il secondo punto di forza di questa strategia sono le sinergie che si creano da un punto di vista della comunicazione. Infatti, più un'impresa è grande, più generalmente deve investire in pubblicità e in comunicazione in generale, altri tipi di comunicazione. Ora, se riesco a farmi pubblicità ad un marchio solo e riesco a coprire tutti quanti i miei prodotti, ho sicuramente speso di meno che avere tantissime marche da pubblicizzare singolarmente. Avere un solo marchio quindi facilita un rafforzamento dell'immagine dell'impresa a costi molto più contenuti. Detto questo, non sono solo rose e fiori ovviamente, ci sono anche gli aspetti negativi. Primo tra tutti il fatto che nel momento in cui sto acquistando un prodotto Samsung e sono convinto che sia di alta qualità, l'utente si aspetta alta qualità. Queste aspettative elevate ci sono sempre nel momento in cui esiste un pregiudizio positivo e questo può essere un'arma a doppio taglio perché prima dell'acquisto l'utente sceglie te e quindi acquista il tuo prodotto. Tuttavia, post acquisto, se le sue aspettative vengono disattese, la tua immagine non va più così tanto bene ai suoi occhi. Io mi sono formato questo pregiudizio positivo grazie ad un prodotto di elevata qualità. Se invece poi sto comprando una televisione e fa schifo e si rompe dopo 2 giorni, può avere un effetto boomerang questa strategia. Così come il prodotto di successo ha creato un pregiudizio positivo, il prodotto che poi si è rotto dopo 2 giorni crea un'immagine molto negativa della tua impresa e noi sappiamo perfettamente che le cose negative ce le ricordiamo molto più facilmente e le condividiamo molto più facilmente. Questo può costituire un ritorno d'immagine molto negativo e rovinare il pregiudizio positivo che avevi già nei confronti di quella marca. Operare con una sola marca quindi significa necessariamente proporre dei prodotti della stessa qualità in tutti gli ambiti. Detto questo, c'è un secondo problema. Non tutte le imprese si rivolgono al mercato intero. Ci sono imprese che sono molto settoriali, molto di nicchia. Ad esempio, visto che siamo a Maranello, la Ferrari fa auto di lusso e quindi il suo target è quella fetta di clienti molto abbienti. Questa limitatezza del mercato di riferimento e l'elitarietà dei propri clienti sono comunque cose che giocano a tuo vantaggio. Tuttavia, non ti puoi espandere in altri segmenti. Pensate ad esempio se la Ferrari si mettesse a produrre delle utilitarie di poco conto. Una Ferrari punto, ad esempio, fa schifo dirlo, è proprio brutto. Una Ferrari punto andrebbe a rovinare completamente l'immagine di Ferrari, perché Ferrari punto non pago più così tanto la Ferrari Portofino se posso avere una Ferrari lo stesso pagandola poco. Passiamo quindi alla seconda strategia, quella multimarca, ovvero per ogni prodotto una marca diversa o comunque per un gruppo di prodotti marche diverse. Ora, vantaggi e vantaggi sono esattamente gli opposti di quello che ho detto prima. Il vantaggio diventa la possibilità di potersi rivolgere ad un determinato target. Ad esempio, rimaniamo sempre sull'esempio della Ferrari. La Ferrari Portofino rimane della sua immagine mentale che si sono fatti i propri clienti riguardo Ferrari, se Ferrari decide di adottare un marchio diverso per la sua utilitaria. Ad esempio, Ferrari Portofino punto Vez, Vez punto. Il marchio Vez fa la punto, che è un'utilitaria, la produce lo stesso la Ferrari, ma l'immagine che una persona si crea è quella del marchio Vez, non quello del marchio Ferrari. Quindi, essendo staccati i due marchi, possono avere due immagini mentali diverse nel cliente. Questo peraltro, ora che ci penso, è quello che ha fatto Toyota. Toyota produce macchine non di lusso, appunto col marchio Toyota, ma ha un altro marchio che si chiama Lexus, che sono effettivamente delle auto di lusso. Ora, le persone associano la Toyota a una macchina utilitaria, immagino, non conosco più di tanto le marche di macchine, ok? Mentre Lexus ha una marca di lusso. In questo modo il marchio garantisce una rapida associazione con il tipo di cliente e quindi restituisce un'immagine cristallina dell'impresa. Altro vantaggio all'opposto di prima è che nel momento in cui uno dei miei marchi ha un'associazione mentale negativa, questa non si diffonde anche agli altri miei marchi. La Ferrari non viene intaccata se la Vez punto fa schifo. Lo svantaggio principale è che è molto costoso costruire e soprattutto far affermare un marchio. Nel momento in cui Samsung decide di fare tanti altri marchi, ad esempio
per le proprie TV, Samsung e il marchio della TV sarebbero due marchi diversi. Non avresti più la possibilità di dire è Samsung anche per la TV e quindi dovresti crearti da zero un'immagine positiva nelle persone. La terza strategia è la marca commerciale. Facciamo l'esempio del video scorso, Esselunga. Continua a non essere un video sponsorizzato, magari. Comunque, entrate dentro Esselunga e trovate diversi prodotti col marchio Esselunga proprio scritto sul prodotto. Tuttavia, quei prodotti non sono effettivamente prodotti da Esselunga, scusate il gioco di parole. Esselunga si limita semplicemente a metterci la propria marca sopra. Si chiama marca commerciale proprio perché è l'impresa commerciale a metterci il proprio marchio e non l'impresa che produce quel prodotto. In questo caso il motivo per cui si adotta questo tipo di strategia è che, ad esempio, Esselunga o comunque tutti i grandi marchi di catene di distribuzione hanno un'immagine molto forte nel cliente e quindi semplicemente hanno un'immagine più forte di quella che avrebbe l'impresa che produce quel prodotto. Prestare la propria immagine è un escamotage per favorire le vendite sostanzialmente. Il video finisce qui e vi lascio all'ultima citazione economica della seconda stagione. Prendete 3 lettere qualsiasi dell'alfabeto, mettetele in qualsiasi ordine desideriate e avrete un acronimo che designa un'agenzia federale di cui potremmo fare a meno tranquillamente.